Ciao e benvenuto in un nuovo video. Questa volta voglio spiegarti una delle tecniche più potenti che conosco e si chiama tecnica neutra, per andare appunto a modificare, a regolare il tuo sistema nervoso a comando. Devi pensare che il sistema nervoso non parte solo dal cervello, ma parte anche dal tuo cuore. Infatti in questa tecnica utilizziamo il focus, il nostro focus, il nostro respiro e un particolare feeling, un particolare sentimento che abbiamo, che è appunto il sentimento di gratitudine. Questi tre elementi, quindi focus, gratitudine e respiro, andandoli a combinare in questa tecnica che si chiama tecnica neutra, andrà a regolare a comando il tuo sistema nervoso. Chi sono io per dirti questo? Bene, mi presento prima di continuare. Mi chiamo Alessio Veneziano, sono un fisioterapista olistico, sono fondatore del portale venezianotherapy.com, un portale che parla di dolore neuroplastico, in particolare il dolore neuroplastico, se non sai cos'è, dolore che è generato principalmente da un sistema nervoso ipersensibile. Se ti trovi in questa situazione, bene, ti darò tutte le informazioni nella parte di descrizione di questo video con un link e troverai tutto il materiale che ti servirà nel mio sito. Questa tecnica crea una coerenza, una regolazione di connessione tra cuore e cervello. Perché parliamo appunto di questi due organi? Bene, il cervello è colui che crea il dolore o lo modifica, il cuore appunto anche su un suo sistema nervoso indipendente e comunica attivamente con il cervello attraverso un nervo, il nervo vago. Il nervo vago è un nervo che parte appunto dal cervello, si ramifica in principali tre branchie e va principalmente sul cuore e poi anche su altri organi. Quando ci troviamo in situazioni croniche di dolore o depressione o stress o magari ansia per molto tempo, troviamo una disregolazione. Ok? Come facciamo al giorno d'oggi a misurare questa disregolazione? Attraverso la frequenza cardiaca, in particolare la variabilità di frequenza cardiaca. Devi capire che il cuore batte sempre in modo diverso. Se dormi batterà in modo più lento, se farai attività fisica batterà in modo più veloce. Perché ti sto dicendo, ti sto introducendo in questa variabilità di frequenza cardiaca? Perché si è visto che quando il cuore batte sempre a riposo, in questo caso, batte sempre in modo uguale, quindi un secondo tra un secondo e l'altro ci sarà un battito. Normalmente i battiti cardiaci a riposo sono dai 60 ai 70 battiti al minuto, quindi un secondo un battito circa. Se il cuore batte sempre ad un secondo, per esempio, un secondo e un secondo e un secondo, questo denota una incoerenza di battito tra cuore e cervello, o in altro modo, in altre parole, una variabilità di frequenza cardiaca bassa, perché non c'è variabilità tra un battito e l'altro. Tu penserai, bene, vuol dire che il mio cuore è super efficiente, super perfetto, come un orologio svizzero, no? Ogni lancetta, la lancetta non perde mai un colpo. In realtà no, la variabilità di frequenza cardiaca bassa è stata diciamo collegata a una minore incidenza di problematiche croniche. In altre parole, una variabilità di frequenza cardiaca alta vuol dire che ogni volta il tuo cuore batte in modo leggermente diverso, parliamo ma anche di 0,2 secondi, ok? Quindi se siamo magari a riposo in questo momento che ti sto parlando, il mio cuore batterà magari 0,8 il primo battito, e il secondo battito magari sarà 0,9, il terzo battito sarà
un secondo e poi ritorna a 0,8 e poi magari 0,9, ok? E così via. Quando ci troviamo in situazioni di riposo ma la variabilità di frequenza cardiaca è bassa, allora lì c'è qualcosa che non va, perché vuol dire che il cuore si sta attivando per qualcosa di cui non ha bisogno, o magari c'è qualcosa in più per cui all'interno questa energia viene messa in moto. Quindi adesso ti chiederai come faccio a misurare la mia variabilità di frequenza cardiaca. Bene, ad oggi abbiamo degli strumenti molto attendibili, come queste bande magnetiche. Questa è una banda magnetica dove vado a mettere un chip collegato in questo modo, ok? E si mette sul torace, sul petto. Viene usato molto anche in ambito sportivo, soprattutto in ambito sportivo, per vedere la performance degli atleti, misurare come il loro cuore performa sotto stress. Questo però si può ad oggi usare anche in terapia del dolore. Infatti molti terapisti ad oggi hanno questi strumenti per misurare il livello di stress del corpo. Si pensa che ci sia un 70% di attendibilità per capire se il tuo corpo è in situazioni di stress oppure no, appunto attraverso questi strumenti. Ma non ti preoccupare, se non hai questa strumentazione, che comunque questa costa relativamente bassa, parliamo di 50-60 euro su Amazon. Metterò il link di questa banda magnetica se vuoi usarla. Si collega tra l'altro con l'app del telefono e vedi tutto il grafico, è molto semplice da usare, ma non ti sto dicendo di usare queste bande o questi strumenti per capire se la tua variabilità è alta o bassa. In realtà lo possiamo sapere diciamo praticamente. Solitamente chi ha dolori cronici o ansia cronica, la variabilità di frequenza cardiaca è bassa e quindi non ottimale. Quindi questi strumenti ci danno delle informazioni molto importanti, ma se queste informazioni non riusciamo a modificarle con il nostro comportamento, con gli esercizi, dello stile di vita, non servono assolutamente a nulla. Quindi in questo video voglio appunto spiegarti come si può modificare questo stato di incoerenza, di disregolazione del sistema nervoso. La tecnica neutra si basa su 3 principali strumenti: il focus, la respirazione e il senso di gratitudine. Questo esercizio è stato ideato e sperimentato da un istituto internazionale che si chiama HeartMath Institute, californiano, che va appunto a vedere come il cuore interagisce col cervello. Questa tecnica per 3 minuti dà un beneficio di 6 ore. Bene, come si fa a fare questa tecnica? La prima parte di questa tecnica appunto è quella del respiro. Dobbiamo abbassare il livello di respirazione, di frequenza cardiaca, attraverso il respiro. Questo lo puoi fare semplicemente respirando un po' più profondamente, un po' più lentamente del solito. Normalmente parlo sempre di 5 secondi di inalazione, 5 secondi di espirazione, ok? Secondo step è quello di focalizzarti sul cuore. Come focalizzarti sul cuore? Lo puoi fare dal punto di vista di visualizzazione, chiudendo gli occhi, ma aiutandoti anche col tocco, ok? Se io tocco la parte del cuore, sento appunto quella parte lì direttamente, ok? Abbiamo dei sensori sulla mano, su tutto il corpo, sulla pelle, che vanno appunto a recepire le informazioni di quella parte del corpo in modo ottimale e in modo più specifico. Io in questo momento sento il cuore che batte, ok? Il respiro è a 5 secondi di inalazione e 5 secondi di esalazione, e al terzo step sarà quello di gratitudine. Perché la gratitudine? Bene, numerosi studi che ci dicono che il senso di gratitudine, se pensato, se sentito soprattutto, non solo pensato ma sentito,
va a modificare lo stato del nostro cuore, quindi abbassando la frequenza cardiaca e rilasciando una serie di ormoni, ormoni del benessere, ossitocina, serotonina. Questi ormoni vengono rilasciati non solo dal cervello ma appunto anche dal cuore, e lì andiamo a creare una connessione diretta. Ecco perché si chiama coerenza cuore-cervello. In questo caso, se manteniamo il focus sul cuore, il respiro per 5 secondi di inalazione e 5 secondi di esalazione, e in più andiamo a portare il senso di gratitudine su un qualcosa che ti fa star bene, su un qualcosa che che ami, magari può essere l'immagine di una persona che ami, il tuo partner, un familiare, magari il tuo cane, il tuo gatto, ok? Qualsiasi animale domestico. O magari prendi come esempio un'immagine di un panorama o di un posto particolare che ti è stato a cuore. O ancora, un altro esempio, prendi un obiettivo a cui tu stai mirando e pensa che questo obiettivo sia già stato raggiunto. Come ti senti in quel caso? Come ti potresti sentire una volta che hai raggiunto quell'obiettivo? E fai finta che quell'obiettivo è stato già raggiunto. Bene, il cervello non va a pensare se questa cosa è reale o no, quindi lui non fa differenza tra quello che è reale o no, fa differenza su quello che sente e su quello che si immagina. Lo puoi immaginare, lo puoi sentire attraverso il tuo cuore. Ecco perché questa tecnica si fa sul cuore, perché è il cuore che in realtà sente, il cervello immagazzina informazioni, le modifica, ma in realtà lui pensa, lui non sente, ok? Ecco, andiamo a eseguire questa tecnica di nuovo insieme. La faremo per 3 minuti. Ti invito adesso a chiudere gli occhi, portare la tua mano sul cuore. Primo step è quello di respirare 5 secondi di inalazione, 5 secondi di esalazione. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e giù. 1, 2, 3, 4, 5 e su. 1, 2, 3, 4, 5 e giù. 2, 3, 4, 5. Continua a questo passo e andiamo a fare altri 2 respiri, 2-3 respiri di questa durata. Bene, a questo punto, rimanendo focalizzato su questa durata di respiro, andremo a focalizzarci proprio sul cuore. Muovi leggermente la mano che sta sopra il cuore, in modo da focalizzarti proprio lì, e pensa di respirare attraverso proprio il cuore, come se la tua bocca, il tuo naso sia posizionato sul cuore. La tua mano quindi può stare anche ferma in questo momento. Continua a respirare, quindi 5 secondi di inalazione, 5 secondi di esalazione. E a questo punto siamo arrivati alla parte di gratitudine. Il senso di gratitudine su un qualcosa che ti fa star bene, che sei visualizzato, potrebbe darti questo senso di gratificazione. E senti proprio questo senso di gratificazione arrivare dal cuore, da questo organo, ok? Non lo pensare solo, ma proprio sentilo. Può essere qualsiasi cosa, piccola, grande, può essere anche una cosa molto piccola. Non dimenticarti di respirare profondamente e lentamente, ok? E lentamente riapriamo i nostri occhi.
Bene, se questo esercizio ti è piaciuto e vuoi saperne di più riguardo come puoi regolare il sistema nervoso, sulla parte del dolore neuroplastico, su tecniche di respirazione, su tecniche di scrittura espressiva, ti invito a iscriverti al mio canale. Mi raccomando, esegui questa tecnica almeno 3 minuti al giorno. Bene, ci vediamo al prossimo video e spero che questo video ti sia piaciuto e ti sia stato di aiuto. Ciao e alla prossima!